Buongiorno a tutti, quarto giorno de campa qui in Io, non FM, e oggi ci andiamo in Casamaccio, lì è piazza a Gioventù, con un giovanotto a 18 anni e dunque originario di Casamaccio, lì è appassionato di lingua corsa, ma di no, d'un certo Nadal Rocchiccio, gli sapete forse chi si è fatto conoscere in terra des Uggiale e si chiama Gianfrancesco Lugiani, ci aspetta subito in piazza Aiesa di Casamaccio. RCFM e Campa Qui. Allora, io sono Sidelu di Casamaccioli, posso dire che ci sono nato e di un paese di Oabu. Ci ho passato tutta la mia giocatellina e ci passo sempre tutta la mia vita, tutte le vacanze qui e domenicate, ma da voi che so gioco di un mio geppo. Ecco, ho tre luoghi particolari, ho Casamaccioli, Cortie, Sant'Andrea Ioggio e Casamaccioli è uno di questi tre ceppi particolari. Allora, lingua corsa, sono giunto a lingua corsa in strada appena ridrose, si parlava in casa, babbo e mamma parlavano, ma come l'ho strutturata, l'ho arricchita con la scuola, all'età in scuola primaria e dopo anche tutta la mia vita con la lingua corsa. È in questa lingua qui che si regolano tutti i miglioramenti. Allora, io sono giunto ad andare a Rocchicciolo a Lazardo. Avevo letto un libro Cavalleria Paesana, che mi ha fatto assai ridere, e dopo ma non aveva mica giunto a mettere un biso, non le parole, non le idee, e sono giunto non Rocchiccioli, in cui una video non Facebook di una favola che si chiama Uecco Cornuto, e da qui mi sono innamorato di questa favola, e l'ho quasi tutta imparata. E a opera mi appassioneggia. Ecco. Allora, sta di Martino Antaire de Suggiale è giunta di maniera sputica a un Lazardo di una serata estate in paese. Mi sono filmato un tracciai una favola che si chiama Ulube Ugane. Mi gira l'opera di Rocchiccioli, di un'opera un'opera d'oralità, di spudighezza, e mi gira che ci ha risuscitato appena questo carattere qui, questo stile qui. Posto che in paese è un concorso, non si sente più stusi appena scherzosi, sta spudighezza qui si perde e ha voglio risuscitare. Ecco. Io parecchi progetti, già continuo a mio vaule orale, giocate, ma di un progetto appena scemo, sarebbe di fare piccoli episodi di fiore animate, con vaule di Rocchiccioli, parecchie idee, parecchie cose. Dunque, qualche sia ha competenze, ci faremo una linea e faremo esatte. Favola di Natale Rocchiccioli. Un lupo vestito da pastore. Il pastore dormia. Un daiolo pascia in un prato fiorito per parte di mezza via. Bistonate che lo dormissi tu travagliatore, dormono i funzionari, un po' dorme un pastore. Dunque dormia, ma un lupo pigliava e come era vicino dalla vecchiaia, aggrunciato dai reumatismi e che aveva poco scrupoli di catachismi, si era visto da pastore e era perfetto. Visto a reddo, paria anche un brevetto. Ma per essere sicuro di passare per pastore, forse voi parla ora. Il canto di un pastore e di un lupo muglio si possono confondere se lo faccio un po' cuglio. Tutti e due sono carichi d'armonia e sono tutte le stesse, da Bonifasi a Bastia. Un pastore faceva la siesta e le borse a oggi dai una camuracca dietta. Si mette in posone e vede su gonfalone con il pastorale in mano, ma con i denti simoni non può essere cristiano. Si avvicina, piano piano, con una tavella, li sciacca una tavellata, li apre a gerbella. Moralità. Per fare un lupo perfetto, vestitevi da brevetto. Se volete far scappare la gelli, vestitevi da marcangelli. E se usano face parte della vostra cura, trovatevi pure un travaglio alla prefettura. E domani, per compiere la nostra spaziata in Iolo, volteremo un corso a ridurre di noi un appassionato di lingua e cultura corsa, si chiama Gianluca Lugiani, ha scritto poco fa un libro nanta I Boe di Uniolo. A domani dunque per il nostro ultimo giorno di campa qui in Iolo.
RCFM e Campacui.